15,50, grazie. Sì, ecco. Oh, comunque hai visto che è bella? Sorry? No, no, niente. Ma comunque, sì, è bella davvero. Oh, io quando vedo ragazze del genere mi capita che praticamente mi succede che perdo aderenza con la realtà, la derecha, la sicurezza, l'izquierda, la libertà. Ho bisogno di parlare. Se sogno mi fa male, se ogni mattina il sole sale ed è come sale nel caffè la sensazione fredda che non lo potrò avverare. Ma del resto io non sono normale, potrei pagare alla cassa la signora del market e volerla conquistare e poi pagare una puttana per chiacchierare. Potrei girare in eterno e cercare un punto fermo e come illudermi ora che come avessi un ferro al centro ed incudini nei piedi e nel cervello. Meglio che diventi un medium man come i postini fruttivendoli. Dovrei provare a mettermi con quella ragazza alla cassa con gli occhi verdi e i capelli corvini e leggere le lettere d'amore che scrive sugli scontrini. Baby, stare a metà, la mia età è normale sbagliare, ma forse neanche alla mia età è normale pagare alla cassa la signora del market. Non è normale, la signora del market. Non è normale pagare alla cassa la signora del market e volerla conquistare e poi pagare una puttana per chiacchierare. Ehi, i rumori dei pensieri e i motori degli aerei volano sopra noi, lasciano scene i cieli a metà come il tradire e fare un cartello stradale prima della città, condizionati come aria nelle case, come chi ha fatto scelte ma che farle non sa. Mi han detto che in fondo non sarebbe così male pagare la cassiera e chiederle quanti anni ha. Se a questa età è normale, inizierei a fare iniziative senza senso e iniziare a dargli un senso come mi pare. E per poterci provare potrei fare il commesso, oppure ancora meglio uscire a buio presto e non tornare presto. Finché non ho fatto amicizia con l'orientale lì al muretto, potrei pagarla solamente per sapere di che marca è il rossetto. Stare a metà, la mia età è normale sbagliare, ma forse neanche alla mia età è normale pagare alla cassa la signora del market. Non è normale, la signora del market. Non è normale pagare alla cassa la signora del market e volerla conquistare e poi pagare una puttana per chiacchierare. Stare a metà, la mia età è normale sbagliare, ma forse neanche alla mia età è normale pagare alla cassa la signora del market. Non è normale, la signora del market. Non è normale pagare alla cassa la signora del market e volerla conquistare e poi pagare una puttana per chiacchierare.